Signori, è accaduto veramente. Niemann ha battuto un grande maestro in 45 secondi. Come ha fatto? Ha battuto Jumabayev, un giocatore da 2600 qualcosa punti, online, giocando su chess.com nel torneo Rapid Chess Championship settimana numero 7. Andiamo a vedere com'è andata questa partita. Il buon Niemann gioca con il bianco e gioca uno dei suoi impianti preferiti, cavallo C3, prende il nome, poi dipende sempre da cosa fai dopo, di Jobava London System. Questo sistema sta andando molto di moda e se non sai da nero come contrastarlo può essere un casino. Noi abbiamo da poco lanciato sulla nostra Accademia di Matto Scacco il corso London System KO, dove l'ultimo capitolo è totalmente dedicato a questa apertura e come difenderti nella maniera corretta con il nero. Quindi faccio a dare un'occhiata, qui sotto in descrizione trovi il link. Questa è una mossa molto interessante che ha a disposizione il bianco. Naturalmente sembra un controsenso in quanto il pedone in C2 poi non potrà essere mosso, ed effettivamente è così. Il problema però per il nero è che il fatto che il pedone in C2 non sia mosso da parte del bianco, il bianco potrà per esempio giocare alfiere F4, donna D2 e arroccare lungo. In questo modo il pedone in C2 non ha indebolito l'arrocco lungo spingendosi per esempio in C4 o in C3. Quindi per questo motivo è abbastanza insidioso, perché il bianco può adottare schemi di attacco molto interessanti e anche qui ci sono diversi modi per contrastarlo. E6, fin qui insomma tutto normale. Alfiere F4. Ora, oltre ad esserci anche questi giochini qui molto carini, c'è la possibilità di giocare 3 e anche l'alfiere Campochiaro prende vita. Alfiere D6 è una mossa molto comune nei sistemi Londra per il nero. E3, e qui il nero non ha paura, il bianco non ha paura della doppiatura di pedoni e fra poco lo vediamo. Ti faccio vedere perché in caso per esempio ora la partita continua con arrocco corto, alfiere D3 e C5, mosse molto comuni, ma in caso di una cattura è vero che la struttura pedonale del bianco si indebolisce, ma è anche vero che si crea un fortissimo sostegno per il cavallo su E5, quindi è tutta poi da vedere. Qui stavano giocando a 10 minuti a testa, la partita è ancora buona. L'unica cosa che risulta un po' strano in questo sistema è questo cavallo in E7 che generalmente sta in F6. Torniamo a noi quindi, alfiere C5, e a questo punto Niemann ci pensa una decina di secondi, finora hanno giocato praticamente lampo. Ci pensa e dice: io ho un bel po' di pezzi che possono attaccare, la mia regina che può entrare su H5, manca il difensore principale dell'arrocco, dono greco. Sacrificio in H7, tipico per stanare il re. Ora qualcuno si domanderà: ma se il re non cattura? Beh, intanto hai perso un pedone gratis dell'arrocco e poi comunque ti accadranno cose spiacevoli. A questo punto da nero devi in qualche modo accettare per vedere veramente come va a finire la situazione, per sfidare il bianco, per vedere se il bianco ha calcolato bene. Cavallo G5, è molto importante che questo cavallo in G5 sia sostenuto da un pezzo, ma soprattutto che non sia attaccabile direttamente da un pezzo dell'avversario. Ora il re va in G6, questa è la mossa che dà un minimo di sopravvivenza in più al nero, poiché in caso di re qui sappiamo che c'è la mossa donna H5 con matto alla prossima. Se ti apri vie di fuga col pedone, comunque arriva al matto alla prossima perché il cavallo tiene questa casa. Detto ciò, la partita è andata con re G6. Dopo re G6, donna G4, continuazione tipica dopo il sacrificio del dono greco. Ora si minacciano scacchi di scoperta e ora il nero gioca E5. E5 dice: ok, tu puoi anche togliere il cavallo dandomi scacco, ma io poi ti catturo il pezzo che sta dando scacco, quindi sono salvo. Il nero non ha fatto i conti su cavallo E6. Lascia stare il fatto che c'è il doppio su donna e torre, ma il vero problema è che questo cavallo toglie l'attacco sulla donna, quindi è scacco pieno e il nero si deve spostare. Su questa mossa il nero abbandonò perché probabilmente perderà la donna, ma più probabilmente prenderà matto. Ora, dove può andare il re, per esempio?
può andare su F6. Come ti sembra questa situazione? Come si fa a dare matto? È chiaro che se metti la donna qui si crea la via di fuga, il re riesce in qualche modo a salvarsi, quindi non è questa la soluzione corretta. La soluzione corretta è scacco d'alfiere, così la donna tiene, unica via di fuga re G6, scacco di scoperta. Adesso ci sono solo 2 case possibili per il re. Su H7 prende il matto subito e su H6 prende il matto un po' dopo, perché c'è sempre donna G7 supportata dal cavallo scacco, il re sale e ora il bacio della morte, regina di fronte al re. Questa partita è finita con Niemann che ha 9 minuti e 15, in 45 secondi siamo arrivati in questa posizione. Te la faccio vedere perché la posizione è finita così. 45 secondi sull'orologio di Niemann che batte un gran maestro di oltre 2600 punti. Online, ma è sempre una partita che funziona. In più non era una blitz, i giocatori avevano 10 minuti a testa, avevano abbastanza tempo per pensarci e niente, il nero è andato troppo di cattiveria e di spingere a distinto. Mi raccomando, attenzione al Jobava London System perché è veramente molto insidioso. London System KO, lo trovi qui sotto. Ciao!